Siamo arrivati al quarto appuntamento di questa serie, di questo piccolo ciclo dedicato al mito. Abbiamo cominciato con Medea, la barbara benefica, la fattucchiera maligna, l'assassina dei figli. Abbiamo proseguito con Elena, la donna fatale che ha scatenato la più tragica guerra dell'antichità. Poi la volta scorsa abbiamo affrontato Orfeo, il mitico cantore che col suo canto ammassiva non solo piante e animali, ma era capace addirittura di domare l'Ade e di entrare e uscire dall'Ade. E ora abbiamo Arianna, la fanciulla cretese dalle molte vite e dalle molte morti. Arianna che ha una capacità di affascinare il suo pubblico, di cui si parlerà ampiamente in Monica Centanni. Tutto ha avuto inizio con Maria Grazia Ciani. Maria Grazia Ciani, che ringrazio per gli straordinari input, per gli straordinari suggerimenti che mi ha dato e per aver appunto voluto con me iniziare questa serie sui miti visti da due prospettive diverse. Lei con una capacità e una conoscenza del mondo classico dal punto di vista letterario credo insuperabile e insuperata, e io con un grande amore per le immagini e le iconografie. Ci siamo messi assieme e abbiamo visto che questo modo di affrontare i miti è un modo molto fecondo di spunti, di stimoli, di elementi da approfondire, perché sono due percorsi paralleli che ogni tanto si incontrano, ma che spesso appartengono a due tradizioni diverse. E in particolare le iconografie ci conservano alle volte delle immagini che sono ispirate non tanto alla grande tradizione letteraria classica, quanto a quella tradizione orale che noi abbiamo perduto e che faticosamente ricostruiamo proprio attraverso le immagini. Dall'incontro di questi due mondi emerge una visione del mondo classico e anche della società, perché a seconda dei momenti storici alcune immagini, alcuni miti sono stati prediletti rispetto ad altri, e abbiamo deciso di proseguire su questa linea. Voi vi meraviglierete forse, almeno quelli che ci hanno seguito fino adesso, perché oggi c'è un relatore solo, di solito si hanno due, ma un relatore solo, in particolare Monica Centanni, nasce dal fatto che Monica Centanni domina i due mondi, domina il mondo letterario, perché è professore ordinario di lingua e letteratura greca ed è filologa di formazione, ma domina anche il mondo delle immagini perché si è avvicinata con una metodologia molto originale e innovativa a questa tradizione del classico dall'antichità ad oggi. La sua produzione è sterminata e ve la risparmio, se volete andate in internet e trovate lunghissimi elenchi. La cosa che vi vorrei sottolineare è che è una produzione molto variata, perché accanto alle pubblicazioni legate appunto alla sua formazione da filologa, quindi letteratura, quindi traduzione di tragedie, eccetera, c'è tutto un cocktail che si occupa di storia e appunto quello che si occupa di immagini, iconografia e iconologia. In particolare mi piace ricordare l'ultimo volume di saggi su Harry Warburg, che è veramente un punto di riferimento ineludibile per quelli che vogliono occuparsi di queste cose. Non perdo altro tempo, le do senz'altro la parola ringraziandola di cuore per essere qui con noi e quindi aspettiamo la tua conferenza. Grazie. Ringrazio molto voi di essere qui e Francesca Ghedini e Maria Grazia Ciani di aver organizzato questo ciclo e di avermi invitato. Io non domino nessun campo, navigo un po' diciamo così con gli strumenti che via via cerco di affinare in diciamo, perfetta, come posso dire,
avventuriera davvero di questi, sia del campo soprattutto nel campo delle immagini, perché io sono, diceva Giorgio Pasquale di noi, uno studioso senza occhi, per cui cerco di imparare le immagini attraverso i testi, però cerco di interrogarle, perché proprio come diceva Francesca Ghedini, e peraltro sono i suoi lavori, anche il suo meraviglioso ultimo libro, il rapporto tra immagini e testo, e testi letterari, costituiscono una costellazione, un mondo che va interrogato insieme, perché altrimenti non ci rendiamo conto di come, in che modo composito e intrecciato è costruito l'immaginario antico e poi rinascimentale e contemporaneo. Comincio. Chi mi riscalda ancora? Chi mi ama ancora? Date mani ardenti, date braccieri per il cuore, giù, prostrata, inorridita, quasi una moribonda, cui si scaldano i piedi, squassata, ahimè, da febbri ignote, tremante per gelidi dardi pungenti, glaciali, incalzata da te, pensiero, innominato, velato, orrendo, tu cacciatore dietro le nubi, fulminata a terra da te, occhio beffardo che dall'oscuro mi guardi, eccomi distesa, mi piego, mi dibatto, tormentata da tutte le torture eterne, colpita da te, crudelissimo cacciatore, sconosciuto Dio. Colpisci più in fondo, colpisci una volta ancora, trafiggi, infrangi questo cuore. A che questa tortura con frecce spuntate? Perché guardi di nuovo inappagato dal tormento umano con maligni divini occhi lampeggianti? Non vuoi uccidere? Torturare solo? Torturare? A che torturarmi tu, maligno Dio sconosciuto? Ho cominciato così perché ho riletto appunto per voi, per questa occasione, per preparare, per introdurre questa lezione, i meravigliosi appunto versi di Tirami di Dioniso di Friedrich Nietzsche, che scrive, come sapete, nell'autunno del 1888, e sono le ultime diciamo così, l'ultima sua scrittura, anzi le ultime sue scritture saranno i biglietti in cui si firma a Dioniso la sua Cosima Arianna. Ecco, siamo nel 1888, un piccolo balzo indietro prima di riavvolgere il nastro verso l'antico. Nel 1882-83 Nietzsche era stato a Roma perché voleva andare, tra l'altro, il suo obiettivo era andare tra l'altro a vedere l'Arianna Vaticana, stava scrivendo lo Zarathustra e stava intrecciando tra l'altro i capitoli, mettendo dei titoli ai capitoli che avevano a che fare con Arianna, con Dioniso, scrivendo un dramma satiresco che aveva come personaggio appunto Arianna, Teseo e Dioniso, ma in realtà a quanto risulta, abbiamo fatto anche delle ricerche ai Musei Vaticani, non va ai Musei Vaticani, va ai Musei Capitolini, dove vede diciamo così, questo Dioniso Arianna, che è un'immagine molto molto ambigua, molto fluida diremmo oggi, e che ci va perché è indirizzato da una guida che è Cicerone di Burkhardt, che così lo descrive: Arianna, la quale una volta messa nella cerchia dionisiaca necessariamente deve essere raffigurata simile a lui. Statue a sé stanti di questa Arianna dionisiaca probabilmente non esistono, tuttavia per lungo tempo è stata battezzata per tale una delle più belle teste dell'antichità, questa è la definizione di Burkhardt, esposta nel Museo Capitolino nella sala del Gladiatore Morente, finché studiosi più recenti credettero di potervi riconoscere un Dioniso nella sua primissima gioventù, un Dioniso Arianna. Nietzsche, a quanto risulta, va 2 volte ai Musei Capitolini e parla della testa di filosofo che vede eccetera, e sicuramente comunque vede questa, probabilmente non vede l'Arianna, come vedremo, Arianna Cleopatra, la più famosa appunto Arianna Vaticana. Comincio con questa, diciamo così, apertura molto contemporanea su cui finirò poi. E adesso facciamo appunto un balzo indietro, perché per arrivare a questa Arianna che mette insieme questi caratteri, questi umori dell'estasi e della malinconia, nella sua doppia postura, come vedremo, c'è anche un interrogativo iconografico di postura proprio da fare alla statua dell'Arianna Vaticana, dobbiamo interrogare appunto il mito, come diceva Francesca Ghedini, insieme le fonti letterarie e le fonti iconografiche.
Non ripercorrerò un lungo lavoro che tra l'altro abbiamo solo in parte pubblicato, ma che ho fatto anche di ricerca con Maria Grazia Ciani, ma non l'abbiamo pubblicato ancora, sulle fonti, sulle varie storie proprio del mito di Arianna, su quanto sono appunto intrecciate, su quanto questa figlia del sole, figlia di Minosse, appunto di Pasifae, è appunto la protagonista di una serie di vicende. Qui ne ho riassunte molto brevemente alcune, le riassumo appunto per immagini e però indugiando anche su alcuni testi. 4 episodi soltanto, se ne potrebbero scegliere almeno altri 10. Ho fatto questa selezione perché mi sembra interessante per il taglio di luce su questo mito che voglio dare. Questi 4 episodi. Prima viene l'incontro, come spesso sappiamo succede nei miti, nell'epica, nell'iconografia soprattutto, l'eroe che sconfigge il mostro. Ricordo che il Minotauro è il figlio di Pasifae, il figlio appunto della moglie, appunto della sposa di Minosse, che a un certo punto si innamora del toro. Sarebbe stato bello, ma avremmo perso tempo a leggere anche la pagina di Pavese su questo, sull'amore di questa principessa per il toro bianco di cui si innamora, e chiede, come sapete, a Dedalo di costruirle una grande vacca di legno, un grande giocattolo, si mette dentro, viene fecondata dal toro e partorisce il Minotauro, che ha testa di toro e corpo di uomo. Il mostro viene chiuso nel labirinto costruito sempre da Dedalo, che è l'architetto proprio che costruisce questi giocattoli per la regina, ma poi costruisce anche il labirinto, il mondo prigione. Ricordo la meravigliosa lettura anche del Minotauro di Dürrenmatt. Insomma, ognuno di questi discorsi aprirebbe un bivio di tipo letterario e iconografico infinito. Il labirinto di specchi del Minotauro di Dürrenmatt. Ecco, questo Minotauro appunto sta nel labirinto, è chiuso come in questa Achilles in un labirinto da cui non può uscire, e gli vengono dati, secondo questo mito che ha anche un valore ovviamente eziologico, fondativo, gli vengono dati in sacrificio ogni anno dei giovani che arrivano da Atene in quel momento, anche dal punto di vista della ricostruzione, diciamo così, storica, sottomessa al potere di Creta, che dà ogni anno questo sacrificio umano di 12 giovani al principe di Creta, che però ha queste fattezze mostruose. Come è noto, Teseo appunto parte a capo di questa delegazione, diciamo così, di vittime sacrificali, e in realtà, grazie al fatto che Arianna, la figlia appunto del re di Creta, si innamora di lui, attraverso il filo che lei le dà riesce come sapete, a entrare nel labirinto e poi uscirne senza essere divorato dal mostro. L'iconografia arcaica sostanzialmente racconta questa storia, come spesso accade per esempio nei frontoni arcaici, penso del Partenone, no? L'eroe che luminosamente vince il mostro, che vince la bestialità, l'eroe che lo sconfigge, e accanto all'eroe ci sono a volte delle figure femminili non identificate in modo preciso, che fanno alcuni gesti che sono stati, tra l'altro Francesca Ghedini appunto a Padova ha questa scuola anche di ricerca iconografica sui gesti, sulle posture, sugli oggetti molto importanti, che in qualche modo, diciamo così, accompagnano l'azione dell'eroe, però senza un'identificazione precisa. Sono delle figure femminili plurali che in qualche modo accompagnano. A un certo punto una di queste figure diventa più, come posso dire, si caratterizza di più e comincia a tenere in mano questo gomitolo, il filo, che sarà l'arma con cui Teseo riesce a sconfiggere il Minotauro. Siamo già nel V secolo con quest'altra appunto Achilles, e come vedete però appunto in questo caso c'è una chiara presenza di Atena, e qua c'è una chiara ovviamente lettura anche politica del mito di Teseo, che come sappiamo tutti viene rilanciato in modo importante nel V secolo nell'Atene democratica, che fa una serie di investimento propagandistico su questo mito, il recupero delle ossa di Teseo, la tomba di Teseo, il Teseion, eccetera, e a questo punto accanto all'eroe c'è Atena.
è Atena che lo assiste, il suo alter ego che lo assiste in questa impresa, e per tanto Teseo riesce a sconfiggere appunto il mostro, e da lì comincerà, nella propaganda anche retorica appunto ateniese del V secolo, l'ascesa ateniese. Accanto a Teseo c'è, all'eroe, nella novità eroica, c'è Atena in armi. Questo pertanto un filo, per stare nella metafora appunto di Arianna, degli oggetti di Arianna, un filo del mito che arriva fino al V secolo e oltre. L'eroe che vittoriosamente sconfigge il mostro, e per cui l'eroe, la luce contro, diciamo così, il bestiale, il felino, l'arcaico, che è rappresentato nel Minotauro. Secondo episodio, l'abbandono di Teseo è genitivo soggettivo, cioè di Arianna da parte di Teseo in Nasso. Come è noto, Ariadne, insomma, che ha aiutato l'eroe a sconfiggere il mostro, a un certo punto, per motivi su cui le fonti letterarie non sono chiare, ma le fonti iconografiche sono molto più chiare, a guardarle, a saperle leggere, a un certo punto, durante una sosta nell'isola di Nasso, viene abbandonata da Teseo. Non sto a ripercorrere le varie motivazioni che la mitografia dà a questo abbandono, addirittura direi che la maggioranza delle fonti parla di una specie di obnubilamento, di oblio da parte di Teseo, no? Di una scelta quasi non volontaria da parte sua, un po' ingiustificabile, perché insomma aveva aiutato a fare questo e viene abbandonata in Nasso. Le fonti iconografiche rispetto alle fonti letterarie, una volta tanto, sono molto più chiare, perché è molto chiaro che nel lettuccio in cui giacciono Teseo e Arianna, chi scuote l'eroe, chi lo chiama alla sua impresa è sempre Atena. Atena che sveglia proprio l'eroe e lo incita a portare a termine la sua impresa, che è quella di ritornare in Atene, e pertanto lasciando Arianna abbandonata. Sono chiarissime le fonti in questo senso, e sono tutte fonti, tra l'altro iconografiche, quasi tutte direi, di V secolo, non a caso, cioè in qualche modo l'impresa che ha una connotazione di tipo politico, così viene rivendicata, così viene raccontata nella mitografia appunto di V secolo, assume un carattere molto preciso. È la dea che non solo aiuta, come abbiamo visto nella Chiricus precedente, l'eroe a sconfiggere il mostro, ma è lei che lo richiama al suo dovere, che è un dovere, diciamo, di tipo pubblico e non privato. Deve lasciare appunto la principessa per, secondo alcuni, come forse sapete, il mito di Giasone e di Medea, in qualche modo nella versione euripidea, un po' è collegato a questo, no? La ragion di Stato che prevale sulla riconoscenza, la gratitudine che l'eroe dovrebbe, le famose argomentazioni di Medea, no? Alla donna che l'ha aiutato nell'impresa. La ragione di Stato, per cui questa è proprio l'iconografia che mi sembra chiarissima nel V secolo, mi sembra chiarissima, e va tutta in questa direzione. Arianna nel suo lettuccio c'è sempre questa presenza di Atena, diciamo così, che esorta l'eroe ad andarsene. Spesso anche nei bassorilievi, poi più tardi eccetera, ma anche nelle pitture poi pompeiane, se ne vedremo qualcuna, c'è già la nave pronta che sta per salpare. Quella nave, come sapete, su cui Teseo dimenticherà di mettere le vele, appunto, di cambiare le vele, per cui provocherà sarà un parricidio, diciamo così, di tipo involontario, e però diventerà con questo re di Atene e fonderà Atene. L'atto fondativo della città passa per questo sacrificio, che è il sacrificio, appunto, diciamo così, potremmo dire in chiave romantica, non c'è niente di romantico in questa immagine, che passa appunto per la rinuncia a un'altra dimensione, che non è soltanto la dimensione erotica, affettiva, eccetera, sentimentale, non è assolutamente questo, è una dimensione invece, diciamo, che ha a che fare con un altro anche vincolo di valori, no? Arianna rappresenta proprio come Medea, quello che dice Medea a Giasone: io ti ho aiutato, io sono stata leale con te e tu sei sleale, mi stai abbandonando. Possiamo mettere in bocca ad Arianna che pronuncia pochissime parole nel mito. Ho voluto leggervi queste di Nietzsche,
che ricordo era filologo classico, prima di essere sostanzialmente rimosso in modo, diciamo così, violento dall'università dopo la pubblicazione della Nascita della tragedia, ma vorrei ricordare appunto che appunto, a parte queste parole, ci sono pochissime parole di Arianna. Dobbiamo arrivare, penso, all'Eroides di Ovidio per sentire la voce di Arianna, ed è una voce che io, come posso dire, io sono molto partigiana sempre, che a me non piace quella voce dell'Eroides di Ovidio, è una voce lamentosa, mentre Arianna è immensa e solare, la sua storia non ha una cattiva fine, non ha un cattivo finale, come vedremo, ma un finale assolutamente luminoso. La storia dell'abbandono di Teseo, della nave che è già pronta, di lei che dorme, abbandonata in questa postura che diventerà poi quella, una postura, diciamo così, estatica, potremmo dire, una postura estatica, è poi ritornerà anche in affreschi pompeiani, ma ritorna anche in descrizioni di Pausania e di altro, che spesso accoppiano questo episodio siano essi episodi trattati nello stesso dipinto o in dipinti a dittico, all'episodio seguente che vedremo, che è il risveglio della bella addormentata. Questo, come forse sapete, perché ha avuto un po' di clamore, è un affresco ritrovato da poco, che abbiamo tanto pubblicato in Enigramma con un bellissimo articolo di Maria Luisa Cartoni. Questo appunto è un affresco sempre che vedete, appunto, lei dorme tranquilla e lui si dimentica di lei. Ecco, da questo filo del mito discende un'immagine di Arianna che è quella ovidiana, quella appunto di queste poemetto di voci di donne più o meno abbandonate, tutte tristi, tutte un po' lamentose. Ovidio ha fatto di meglio nella sua vita dell'Eroides, e questo è veramente un poemetto che non sopporto, cioè sopporto molto poco. Ha dei dettagli mitici molto interessanti, quando per esempio racconta della corsa di Arianna, per esempio, nella spiaggia, Utbacca, dice a un certo punto, corre scarmigliata, disperata, come se fosse una baccante, perché lei, come vedremo, è già baccante e diventerà appunto baccante. Ecco, da questa storia, da questo filone del mito, l'Arianna abbandonata, che la lasciamo in questo momento semplicemente addormentata, ignara del fatto che si sveglierà e sarà lì da sola. Poi tutta la descrizione di Ovidio è disperata, lei cerca di mettersi su un'altura, di strapparsi le vesti, di cercare di richiamare la nave che vede in fondo, ma Teseo non ritorna e lei rimane lì da sola. Ecco, da quella cosa lì deriva questa cosa qui, che è proprio Ovidio, no? Cioè l'immagine dell'Arianna abbandonata. È bellissima questa cosa della mostra ovidiana che ha curato anche Francesca Ghedini, appunto, a Roma qualche anno fa. C'era appunto questa cosa bellissima di questi puttini che accompagnano, questi eroti che accompagnano il pianto della figura principale. Qua abbiamo la figura principale che piange, è già sveglia e sta piangendo molto dolcemente, molto nostalgicamente, eccetera, ma c'è anche, mentre il puttino dietro sta indicando, ovviamente, probabilmente appunto la nave lontana, c'è l'altro puttino che replica il gesto. Sono queste figure secondarie che si fanno carico del gesto della figura, del gesto della protagonista, e lo amplificano dal punto di vista iconografico. Ecco, questa è l'Arianna che a me non piace, questa è l'Arianna dell'Eroides ovidiane, quella che piange quando Teseo appunto l'abbandona. Ma lasciamo appunto l'Arianna di prima, lasciamo la bella addormentata tranquilla mentre sogna e mentre appunto l'eroe si allontana. Ora, già dall'iconografia arcaica, come vedremo, c'è un'altra storia che in realtà, che è quella che Nietzsche, da filologo, Nietzsche in realtà anche lui era un filologo, uno studioso senza occhi, non guardava le immagini. Se pensiamo appunto che sta a Roma per studiare Arianna e non va a vedere l'Arianna Vaticana, insomma, e invece legge Burckhardt e si fa mandare la nuova edizione di Burckhardt alla sorella, capiamo che anche lui, insomma, noi filologi abbiamo dei problemi con le immagini, dobbiamo proprio portarci o avere questo meraviglioso strumento ermetico che ci permette giocattolo di Hermes, che ci permette appunto di catturare le immagini. Però appunto in realtà è molto chiaro che accanto ai filoni che ho raccontato, mentre non c'è mai in antico, nella iconografia arcaica e classica, la figura o l'immagine di Arianna dolente,
di Arianna piangente, è una versione tarda di Arianna, invece c'è fin da prima quello che è il vero finale della storia, che non è Arianna piantata in asso, come sappiamo, in asso, ma come dal bisticcio, no? Nel modo di dire appunto italiano, che è molto divertente, ma è un'Arianna in realtà che, come dirà appunto Nietzsche, per fortuna viene abbandonata a Teseo, perché la bella addormentata avrà il suo, diciamo così, principe molto migliore del principe precedente, che verrà a risvegliarla. E quello che arriva, con tutta la confusione del trionfo dionisiaco proprio, sappiamo che i cortei dionisiaci di Dioniso che torna dalle Indie, sono tra l'altro, secondo un'ipotesi degli archeologi e degli storici appunto molto importanti, una delle matrici del trionfo anche imperiale romano, no? È una delle matrici, il trionfo di Dioniso dall'India, quello che poi verrà cantato tardivamente. Abbiamo sempre questo anacronismo delle immagini, no? Da Nonno di Panopoli nelle Dionisiache, che è questo poema meraviglioso, come sapete chiude la stagione della letteratura greca con un poema lungo quanto l'Iliade e l'Odissea messi insieme, e accanto come testo a fronte appunto lo stesso nonno, io sono sicura che lo stesso autore fa la parabola del Vangelo di Giovanni, perché siamo in quel momento in cui, diciamo così, testi e immagini sono spendibili sui due fronti, e questo è un momento meraviglioso proprio di passaggio, di interpretazio pagana ma anche di interpretazio cristiana, cioè di immagini e testi che si confondono e vengono usati proprio come, non come centoni, ma come pezzi di una composizione diversa e multipla. Ecco, allora dicevo, il corteo dionisiaco, questo corteo festoso, di cui il primo appunto probabilmente Alessandro a Babilonia, che fa, ci sono altri ovviamente cortei trionfali romani anche probabilmente anche prima, quando dicono le fonti, ma il corteo che sappiamo è quello di Alessandro a Babilonia, e come sappiamo si mette sulle orme di Dioniso e appunto celebra questo trionfo del dio che torna dalla sua campagna indiana, questo dio che ha, come sappiamo, diverse nascite, che ha un problema con la carta d'identità, perché Dioniso non sa neanche qual è il suo luogo di nascita, oltre che non sapere qual è il suo sesso, la sua nazionalità, la sua configurazione, la sua immagine. È un dio che, come sappiamo, ha diverse immagini: Dioniso piccolo, Dioniso grande, Dioniso infante, Dioniso sbarbato, Dioniso imberbe, Dioniso barbato, Dioniso severo, Dioniso appunto, Dioniso menade. Ecco, questo dio, che per raccontarlo ai miei studenti dico sempre, Dioniso c'è ogni volta che quando dobbiamo compilare un campo della carta d'identità, oppure dei moduli, per esempio quando si va all'estero, per negli Stati Uniti, che ti chiedono le varie cose, nome, cognome, professione, è quel momento di esitazione che proviamo, ecco, quella cosa lì si chiama Dioniso. Dioniso è l'impossibilità di incasellarci in un modo, è la fluidità della forma, è il dio appunto che nasce più volte, che viene sbranato ai titani e poi viene appunto ricomposto, che viene salvato appunto da Hermes e che ha tutta una tradizione, come sappiamo, meravigliosa di ferocia, di crudeltà, ma anche di infinita dolcezza. È il dio che fa doni agli uomini, Dioniso e Demeter, no? Che fa dono, che scioglie il dolore. Ecco, questo è Dioniso. Ecco, e Dioniso anche è il dio che viene, è il dio che arriva. Ovviamente qualsiasi riferimento cristologico è assolutamente volontario, perché non è mio, ma è delle fonti dei primi secoli, dei padri della Chiesa, che si preoccupano, proprio si impegnano a trovare, penso Clemente Alessandrino, altri, Gregorio di Nazianzo, insomma ad altri, a trovare questa, diciamo così, questo antefatto nel mito di quello che sarà poi la rivelazione cristiana. Qui Dioniso, appunto, il dio che muore, che risorge, il dio che nasce tra l'altro per questa specie di folgorazione divina, che viene partorito, come sapete, dalla coscia di Zeus, e che appunto, per cui per partenenogenesi maschile, diciamo così, e che appunto è il dio che viene, il dio che arriva e trova Arianna esattamente nella postura in cui l'abbiamo vista lasciata da Teseo. La trova così, ancora addormentata. Appunto questo lasso di tempo che passa tra l'abbandono e il risveglio in realtà viene a volte un po' allargato a forcipe dalle fonti, no? Ovidio lavora proprio su questo, di solito i mitografi, i poeti fanno così, no? Prendono un dettaglio e lavorano su quel tempo
raccontando che Arianna si sveglia, si dispera, poi ricade assolutamente triste, addormentata, ormai disperata e senza più forze, ricade e però poi appunto la sveglia Dioniso. Ecco questa postura che è la postura appunto con il braccio dietro alla testa, che è una postura che già dice che quella Arianna appunto è Utbacca, come dice Ovidio, è vaccante, perché questa è una delle posture proprio dell'abbandono in senso attivo dionisiaco. L'estasi dionisiaca, che è questa capacità anche di rinunciare alla luce apollina della ragione, a lasciarsi appunto andare a questo abbassamento di qualsiasi cifra dell'identità e per lasciarsi andare al vino, alle droghe, a tutto quello appunto che diciamo così, che è fuori dal binario della ragione, ecco, prevede anche, come sappiamo, ne abbiamo uno anche qua al museo, più di uno, al museo archeologico, il nostro meraviglioso museo archeologico, appunto collezione Grimani, abbiamo appunto Dioniso ebbro che si appoggia, che col braccio dietro per sostenersi perché sta crollando proprio, che si appoggia al sileno di solito. Ecco, Arianna è già questa, Arianna è già lì che l'aspetta nella sua postura. Fortuna, come sappiamo, notevole anche in campo romano, in questo esercizio che sono i sarcofagi romani, a cui Balzan anche ha dedicato quel libro per me, che appunto non sono niente di figure, illuminante, in cui ci ha raccontato come la mitologia greca, antica, passa anche alla popolazione romana, che si vuole in qualche modo far vedere anche la vita attraverso la fabbricazione di questi oggetti meravigliosi che sono i sarcofagi mitologici, che vanno da fine primo avanti, Francesca correggimi, al secondo dopo, poco di più, secondo, inizio terzo, e poi cominciano appunto quelli di altro tipo, quelli allegorici, poi quelli cristiani eccetera, però appunto non a caso il mito del risveglio di Arianna e dell'arrivo di Dioniso, che è un mito assolutamente escatologico, viene ovviamente adottato in modo, diciamo così, naturale in queste scene di rinascita. Ed è sempre appunto un'Arianna in questa posa appunto dell'estasi, ed è un Dioniso appunto che sta arrivando con tutto il suo corteo di esseri ibridi. Ecco, Dioniso non solo nega la distinzione di genere, di sesso, di nazione, barbaro, greco, chissà, è nato a Tebe, è nato a Nisa, non lo sappiamo, è femmina, è maschio, Sally Arren, come dicono le fonti, è femmina, maschio, questo e quello, ecco, con tutto il suo corteo, ma nega anche la distinzione tra quello che è l'essere umano e quelli che sono gli esseri viventi. Tutti gli esseri viventi sono nomi di Dioniso, perché tutto il suo corteo è fatto di esseri ibridi, non soltanto il toro e la pantera, che sono i suoi animali totemici, ma anche appunto tutta una serie di animali, di esseri ibridi, i satino, eccetera, i sireni, eccetera. E poi appunto queste meravigliose appunto gemme, probabilmente di età imperiale, in cui faccio sempre un esercizio ai miei studenti: ditemi chi è Dioniso e chi è Arianna, perché veramente le figure si confondono, no? La postura è la stessa, i caratteri sessuali secondari sono assolutamente, diciamo così, quasi neutralizzati, e per cui è un'Arianna e un Dioniso, ed è un Dioniso che si abbandona nel grembo di Arianna. Questa è la beatitudine dionisiaca, e questo appunto mi introduce a un tema che è già arcaico, perché torniamo indietro appunto, non cronologia lineare delle immagini, ma tanti fili del mito che fin dall'antico si intrecciano, che è quello delle sempre cito Paul Zanker, delle beatitudini dionisiache, cioè il fatto che tantissima iconografia antica racconta di questa situazione, no? Una situazione in una specie di Kepos, una specie di paradiso dionisiaco, che però è un paradiso, come dice Zanker, tutto concreto, tutto terreno, tutto terrestre, un paradiso veramente terrestre, in cui la coppia Dioniso-Arianna sta in beatitudine. Anche questo è un oggetto ovviamente molto, come posso dire, gettonato dal punto di vista della committenza di questi oggetti, come sappiamo, base, appunto, sarcofagi, che
hanno spesso, almeno quelli che sono arrivati fino a noi, una destinazione funeraria. Dioniso appunto che si appoggia non soltanto al sireno ma anche alla sua Arianna, Dioniso che abbraccia Arianna, ma anche appunto Dioniso e Arianna ragazzi proprio, no? Ragazzi, Dioniso ancora che si appoggia a Arianna, questo che è un oggetto che amo moltissimo, che è il vaso di Derveni di Salonicco. Questa è una foto tra l'altro mia, per cui scusate che se vi ho messo questa e non una bellissima che si trova in internet, ma l'amo molto perché è proprio un vaso con le beatitudini dionisiache in cui la danza delle Menadi accompagna questo abbandono appunto questa veramente dolcezza dell'abbandono delle divinità. E poi appunto, come sapete, una delle immagini più famose in cui purtroppo Arianna è nella lacuna, però al centro di quel veramente enigma che è la Villa dei Misteri di Pompei abbiamo appunto Dioniso accanto ai personaggi che fanno varie cose intorno a lui, vari probabilmente appunto riti iniziatici di iniziazione al dolore, al piacere dionisiaco, ai dolori e ai piaceri, all'estasi proprio dionisiaco, al metro di Dioniso che è il docmio, che come appunto imparato dal mio maestro Bruno Gentili è insieme il metro che esprime nei corali bengotragici la massima gioia o il massimo dolore. Questo è Dioniso, no? Il superlativo della passione, massima gioia e massimo dolore. Ecco, al centro di questa scena, come sapete purtroppo appunto diciamo così, è il punto forse più rovinato della striscia, ma del film, perché è proprio un film, ma appunto c'è Dioniso che è abbandonato nelle braccia di Arianna, che non si vede perché è nella parte appunto caduta dell'affresco. Ma appunto mi piace sempre, per il discorso che facevo prima della fluidità, anche citare questa coppia che è al Getty Museum, in cui appunto i due ragazzi proprio, no, sono quasi indistinguibili ancora una volta, no? Sono i due giovani che si distinguono veramente pochissimo, che sono appunto questa pienezza, questa coppia che quasi fa la coppia androgina, no? Proprio la coppia dell'androgino quasi, no? Dell'amore. Ecco, mi piace leggere, non so se ce la faccio perché forse è troppo piccolo, forse ce la facciamo se lo passo di là. Mi piace leggervi su questa cosa di Dioniso e Arianna un passo, che è un passo meno noto tra i tanti, insomma, che è una pantomima, una danza, di cui appunto di cui parla Senofonte nel Simposio, che due danzatori mettono in scena e che mimano le nozze di Arianna e Dioniso in un modo tale che a tal punto incarnano le figure, la passione di questi due amanti che, come posso dire, il simposio un po' si scompone perché tutti corrono a cercare in qualche modo di sfogare questa loro passione. Ne leggo solo alcuni passi. Signori, Arianna è un matrimonio e per questo matrimonio vengono chiamati due danzatori che fanno degli schemata, proprio degli schemi di danza che riproducono appunto le nozze mitiche di Arianna e Dioniso. Signori, Arianna entra nella stanza nuziale sua e di Dioniso. Dopo entrerà Dioniso, ebbro un poco, reduce da un banchetto di dei, entrerà dalla sua sposa e si metteranno a fare giochi d'amori. Ed ecco comparire Arianna in veste da sposa che si siede sul seggio. Dioniso non era ancora apparso e il flauto suonava un ritmo bacchico. A questo punto tutti gli astanti non poterono che ammirare il coreografo. Subito Arianna, infatti, appena sentito il flauto, assunse una tale postura che chiunque intendeva che lei provava piacere all'ascolto di quella musica e non andò incontro a Dioniso che entrava. È un'Arianna che balla da sola questa, non andrà incontro a Dioniso che entrava, ma ne si alzò in piedi, ma era evidente che si tratteneva fatica, ed ecco Dioniso che appena la vede va verso di lei, danzando una danza d'amore, e si siede sulle sue ginocchia, la abbraccia e la bacia, e lei, sebbene provasse un po' di pudore, pure rispondeva con amore al suo abbraccio, e a questa vista tutti i convitati applaudivano. Quando poi Dioniso si alzò e con lui fece alzare Arianna, allora si poterono vedere le figure di danza di loro due che si stavano baciando e amando. Gli astanti, vedendo Dioniso così bella e Arianna così attraente, che non fingevano ma si baciavano davvero sulla bocca,
stavano a guardare tutti i citati, ascoltavano perché Dioniso diceva a lei se l'amava, e quella che rispondeva giurando di sì, e così non solo Dioniso ma anche tutti i presenti avrebbero giurato che i due ragazzi si amavano per davvero, perché non sembravano proprio due che mettevano in scena figure di danza imparate, ma era come se fossero loro consentito di fare quello che da tempo desideravano. Alla fine si entusiasti, vedendoli allacciati l'una all'altra e chiaramente pronti per fare l'amore, chi doveva ancora sposarsi giurò che avrebbe preso subito moglie, e chi era sposato montò in fretta a cavallo per raggiungere la propria sposa. Ecco, questa appunto è la danza d'amore di Dionise e Arianna. Ecco, questo, io ovviamente si possono citare tantissimi altri testi, tantissime altre immagini, ma questo ho cercato di dare un po' almeno di mappare almeno una costellazione della quantità di questi fili, di come in realtà la prevalenza, al di là di quello che è il nostro immaginario, che casca sull'Arianna abbandonata anche per la versione, diciamo così, melodrammatica, e qua mi riferisco veramente a Monteverdi e poi a successori, no? Per cui è a quel tipo di tradizione, per cui noi siamo abituati a pensare a un'Arianna abbandonata, e invece in realtà l'Arianna che prevale nell'iconografia e in realtà anche nelle fonti, anche se spesso non parla, è questa Arianna, cioè l'Arianna delle Beatitudini di Lisiache, l'Arianna appunto che si ricongiunge con Dioniso. Ecco, ora facciamo un salto e poi ne faremo un altro piccolo e poi ci abbiamo la conclusione, ed è questo: Arianna. Da dove arriva Arianna al Rinascimento? Se ci facciamo questa domanda noi siamo abituati a pensare a questa Arianna, no? All'Arianna vaticana, che come sappiamo compare pressappoco, forse negli anni in cui viene scoperta la Conte, cioè la Conte 1506 a Roma, intorno a quegli anni, viene acquistata dopo una contesa anche con tanti altri principi e signori che volevano comprarla da Giulio II, però attenzione, questa Arianna viene interpretata, e questo poi va avanti per molti secoli, come Cleopatra, perché l'armilla che porta sul braccio, la vediamo poi in un altro, no, ce l'ho più avanti, l'armilla, cioè il braccialetto appunto che porta al braccio, che è un'aspide, che è un braccialetto fatto appunto serpente, la fa interpretare subito come Cleopatra, perché viene chiamata Cleopatra Vaticana, e così viene messa a far da fontana, come sappiamo, nel cortile del Vaticano, e viene esposta appunto da Giulio II, e poi rimarrà là appunto per molti secoli. Soltanto nel 1663, come è noto, Winkelmann dirà che forse non è una Cleopatra, ma è una postura che si riconosce per confronti con Arianna, e soltanto nel 1784 Quirino Visconti, in una mostra famosa, la riconoscerà, la identificherà per Arianna, ed è la nostra appunto Arianna Vaticana. Ma appunto viene scoperta nel 1512, direi, vorrei dire quello che diceva Vivaro per la Conte: se non l'avessero scoperta l'avrebbero fatta, l'avrebbero inventata, perché andavano in cerca proprio di questo, e gli artisti del Rinascimento che avevano pochissimo, noi veneziani, dico, siamo i primi, come sapete, che abbiamo una collezione di sculture greche incredibile, che Museo Palazzo Grimani un po' meno, ma insomma, ma la collezione è quasi sempre deserta, anche perché diciamo il percorso non aiuta, ecco, perché è un po' confuso, diciamo così, per essere molto ottimisti, molto positivi, ma insomma diciamo quella collezione incredibile è, come sapete, la prima collezione pubblica al mondo di statue greche e romane, ed è una collezione in cui noi, grazie ai traffici con l'Oriente, grazie agli affari e ai traffici di Domenico Grimani e poi di Giovanni Grimani eccetera, abbiamo questa roba, che è roba anche non solo romana ma roba greca, che è importantissima come collezione, anche perché è la prima collezione pubblica, e che diventa pubblica poi dagli anni 70 del 500. Però appunto il desiderio dell'antico, quando Domenico Grimani, secondo Sanudo, no, riceve gli ambasciatori veneziani a Palazzo Venezia a Roma, e gli fa vedere le sue antichità e i suoi quadri contemporanei, cioè Bosch e i pezzi di scultura romana, e poi appunto li congiunge con la collezione poi famiglia qui in casa, che avevano probabilmente raccattato, e poi raccatta Giovanni dei traffici con la Monea, eccetera, con l'Oriente, che sono appunto attivi anche dopo, ben oltre la caduta di Costantinopoli. Allora, dicevo appunto, questa Arianna, come la Conte, è una figura così carica di
pathos, di formula patetica, anzi come vedremo una formula patetica doppia. Questo è il suo segreto, la sua cifra, che se non l'avessero trovata l'avrebbero inventata, e comunque la chiamano Cleopatra. Su questo mi piace insistere perché appunto non è un caso che in quegli stessi anni nasca, e non a caso sempre qui a Venezia, questa viene trovata ovviamente a Roma, viene trovata chissà dove, perché tra l'altro le ipotesi sono tante, diverse, e in realtà appunto è un po' un problema, perché già la Conte, come sapete, viene trovata in quello strana orto in cui appunto Michelangelo e qualcun altro lo vedono, poi lo tirano fuori, lo ricompongono, e poi parte questo desiderio della Conte, no? Ognuno vuole la Conte suo. Abbiamo anche qua uno Franchetti 1 a 1, e poi abbiamo quello piccolo, probabilmente Bronzetti, in cui mette le mani nella bottega di Sansovino, che adesso sono appunto al Palazzo Grimani uno e a Cadoro l'altro. Ognuno vuole il suo La Conte, proprio c'è una fame di La Conte. Giulio II prende l'uno e l'altro, e però non è un caso che negli stessi anni nasca questo tipo di immagine, che è l'immagine proprio della Bella Addormentata, in cui tra l'altro il famosissimo appunto dipinto di Giorgione e Tiziano, diceva Augusto Gentili quando faceva i suoi seminari meravigliosi di metodo, diceva Giorgione è un nome collettivo. Ogni tanto qualcuno diceva nella bottega ancora Zorzongo fa sogni, e potevano essere appunto Sebastiano del Piombo o Tiziano, eccetera. Come sappiamo, uno dei misteri veramente di Giorgione è sia le sue fonti iconografiche, ma sia anche il fatto che in moltissimi suoi dipinti, anche diciamo così di dimensioni non enormi, ci sono più mani di diversi appunto pittori importantissimi nella scena veneziana del tempo. Ecco, questa appunto Venere abbandonata, che sta a Dresda, è uno dei primi, come sapete, nudi femminili appunto diciamo così di questo tipo, non allegorico, perché ovviamente nel Medioevo ce ne sono, ma sono tutt'altra cosa, ed è appunto una ninfa addormentata. Guardiamo ancora la postura estatica, l'abbandono positivo, non qualcuno che ti ha abbandonato, ma tu che sei in uno stato di abbandono estatico. E questa appunto, ecco da dove venga questa immagine. Da dove venga l'idea della ninfa addormentata, che spesso è collegata a una fonte, è un grosso problema iconografico, perché appunto l'Arianna Cleopatra che sia viene trovata tra l'altro probabilmente dopo questi anni o durante, in questo periodo. Fatto sta che c'è un momento dagli anni 80 del 500, forse anche un pochettino prima, del 400, agli anni 20 del 500, in cui gira in Italia e non solo, ma al nord anche, una serie di immagini con una serie di connotazioni sapienziali, allegorico, erotico-ludiche, di una ninfa più o meno appunto addormentata, con dei putti che più o meno giocano, e che viene svelata da un satiro. Ora, nei sarcofagi, ve ne faccio vedere uno che è abbastanza pornografico, ma insomma, così, nei sarcofagi in cui Dioniso sta arrivando, di solito l'arrivo del dio è anticipato da una serie di personaggi del suo corteggio, che a parte fare varie cose appunto di vario tipo, giocattolare in vario modo, come quella satiressa, Priapessa che sia, in realtà cosa fanno? Anticipano ancora figure secondarie che anticipano l'azione del dio, vanno a svelare l'Arianna addormentata. Sta di fatto che ci sono 20-30 anni in questa figura della ninfa addormentata, di solito addormentata a una fonte, accanto a una fonte che non bisogna svegliare. C'è anche un elemento molto fiabesco, no? In questo, molto da storia cavalleresca, che non bisogna svegliare, bisogna stare attenti a non svegliare la ninfa alla fonte, perché lei aspetta di essere svegliata la persona giusta. E questo è Cranach ovviamente, che gira veramente in un modo incredibile attraverso quel processo che Warburg chiama delle immagini migranti, erranti, che migrano da Atene e Roma, dice Warburg, vengono poi accolte passando per le corti italiane del Rinascimento, approdano poi al nord, approdano da chi le sa accogliere, le sa declinare in modo diverso. Ma appunto l'immagine più famosa forse per noi, almeno appunto veneziani, quella del Protomachia, in cui a un certo punto la ninfa svelata dal satiro, che è quello appunto che anticipa e promette l'arrivo del principe, cioè di Dioniso, la bella addormentata che aspetta l'arrivo
di chi la risveglierà, in realtà è, come vediamo dalla... c'è qua? Sì? C'è scritto sotto, è appunto chiamata Panton Toccadi, come possiamo chiamarla? Traduciamo in latino, l'alma Venus, colei che partorisce tutto, alla genitrice di tutto, di tutte le cose, alla alma Venus proprio, no? Sappiamo appunto, parlo abbastanza io, quanto Lucrezio gira in modo più o meno sotterraneo, più o meno clandestino nel Rinascimento italiano, no? Quanto viene citato in modo incredibile da questi eruditi, nonostante appunto Lucrezio della natura soffra di una censura già quattrocentesca, molto importante per il suo, diciamo così, per l'imputazione proprio di materialismo. Però sappiamo quanto quel testo gira e quanto appunto l'idea di una divinità femminile, di un essere femminile, madre di tutto ciò che è il mondo, è molto attiva. Ecco, la ninfa addormentata, poi come sappiamo appunto in Tiziano presto si sveglia la ninfa e diventa piuttosto, diciamo così, piuttosto ammiccante, ecco, non è più la ninfa addormentata, non è più la ninfa statica, è una signorina che ammicca molto chiaramente al suo interlocutore, e qua comincia tutta un'altra storia, che veramente poi, con quella che è una delle, diciamo così, delle cesure importanti nella libertà del nostro Rinascimento, che è la riforma e poi la controriforma, diventa una figura, qui ancora no, ma poi francamente pornografica, cioè diventa la figura proprio della giovane donna di Susanna e Vecchioni, della giovane donna addormentata e del satiro o del vecchio di Giove Antiope che la spia, che la guarda, che cerca di orientarla, e diventa quella roba lì. Nella pittura cinquecentesca poi diventa una cosa veramente molto più brutta e pertanto non la guarderemo, ma appunto ci fermiamo qui, a questo primo, diciamo così, ammiccamento di Tiziano, in cui la bella addormentata si è svegliata, non aspetta nessun principe azzurro, ma è lei, diciamo così, che chiama il committente, l'interlocutore, è lei che seduce, ecco, non è lei che viene, che aspetta nessuno che la risvegli. Avviarmi, diciamo così, alla terza parte di questa mia appunto conversazione con voi su l'invenzione dell'Arianna di Tiziano. Allora, questo è il quadro da cui ho tratto con i miei poverissimi mezzi grafici, infatti come avete visto era un po' slabbrata, ma io faccio così perché non so usare veramente le immagini, quella della locandina, cioè questa è appunto quella lì, è quella signorina lì, che è appunto una figura che in realtà, di cui è rarissimo che noi abbiamo un ciclo come quello che fa Tiziano, prima Bellini e poi Tiziano, per il Camerino di Alfonso. Questo è un lavoro tra l'altro che in parte ho presentato a un convegno organizzato da Francesca Ghedini a Padova, perché sempre cose che ci uniscono, ma appunto è rarissimo che noi abbiamo una precisa fonte come nel caso del Camerino di Alfonso d'Este. È verissimo. Qua sappiamo quasi tutto delle fonti che hanno in mano prima Bellini e poi Tiziano. Non mi dilungo sul passaggio da Bellini. Alfonso riesce, insomma, in sostanza a soffiare alla sorella il pittore che Isabella cercava di avere a Mantova, che era Giovanni Bellini, e che non, diciamo così, non cede alle lusinghe di Isabella, ma di Giovanni sì, di Alfonso sì, va a Ferrara, fa uno dei suoi ultimi dipinti, che è il festino, appunto, il cosiddetto festino degli dei, che non è un festino degli dei, ma su questo qui mi fermo, perché sennò è un'altra via. E però appunto a Bellini, che tanto che è vecchio, che firma 1514 su Ultimo dipinto, eccetera, subentra per questo ciclo, che sono dei baccanali, che a Alfonso piacevano molto anche come, diciamo, stile di vita. Alfonso era uno, diciamo, abbastanza diciamo, dionisiaco nei suoi modi e nelle sue feste ferraresi, ecco. In questi appunto baccanali che arredavano questa parte del castello ferrarese, che non si è ancora ben ricostruito anche bene dove fosse, perché il castello ha subito, come sapete, vari danneggiamenti, per cui c'è un'ipotesi ma che non sappiamo neanche se sia quella. Ecco, in questi baccanali, che adesso vedremo tutti quanti insieme, sono delle sorte di squarci, io la chiamo appunto una carta da pareti, che si apre su diverse baccanali dionisiaci. E uno è questo, che è il Baccanale degli Andri. L'episodio è un episodio assolutamente minore, però anche qua
studiare il Rinascimento vuol dire stare un po' attenti a quello che noi consideriamo appunto episodi maggiori del mito ed episodi minori. Quelli che noi riteniamo essere episodi più importanti, maggiori, erano assolutamente sconosciuti alle fonti o pochissimo noti agli intellettuali, agli artisti del 400 e del 500. Quelli che per noi sono episodi assolutamente secondari erano invece molto noti. Come arriva questo episodio, che è un episodio in cui gli abitanti di Andros, l'isola appunto dell'Egeo, si rifiutano di accogliere il rito dionisiaco, allora poi in realtà si convertono perché succede un miracolo, tutti i corsi d'acqua dell'isola si tramutano in vino e c'è una specie di orgia dionisiaca in cui tutti appunto si convertono a questo. Ecco, un episodio assolutamente minore del mito, che però arriva per una via che è molto, diciamo così, rinascimentale, molto alambicata, molto quattrocentesca e cinquecentesca, e che è la via appunto dell'ecfrasis. Nel 400, appunto, nella penuria totale non solo di pittura ma anche di scultura, direi, perché c'era pochissimo di immagini antiche, in realtà gli artisti cercano di fare qualche cosa che si ispiri al mito e si rifanno, come è noto, soprattutto alle descrizioni di opere d'arte, vere o fasulle che fossero, raccolte in forma scritta da letterati come Luciano, come Filostrato. Filostrato, che è un autore per noi assolutamente, diciamo così, non esattamente maggiore, però interessantissimo da tanti punti di vista, scrive questi pinaches, che sono appunto dei quadri, in cui racconta di una galleria di quadri che descrive uno per uno, esattamente come appunto Luciano descrive la calunnia di Apelle, il quadro della calunnia di Apelle, che come sapete sarà poi riprodotto da Botticelli, dal Sodoma, eccetera. Allora, in assenza di modelli, gli artisti del Rinascimento, con questa gara con l'antico che fanno, cosa fanno? Replicano, cioè riconvertono in pittura quello che trovano scritto nelle fonti. E il lavoro che fa appunto Tiziano in questo caso, con una mediazione importante che poi conosciamo, è rarissimo. Insomma, ci sono 2 o 3 cose molto divertenti, ve le dico molto velocemente. Uno è il fatto che Mario Quicola, appunto, che è l'intellettuale appunto di corte, viene chiesto, che viene mandato da Isabella, gli viene chiesto espressamente appunto di fare un programma iconografico. E attenzione, abbiamo la lettera di Isabella appunto da Mantova, in cui chiede indietro il fratello il suo Filostrato, perché appunto i libri sono ancora, c'è già ovviamente la stampa, ma non è così comune, non tutta è ancora a stampa. Il manoscritto di Filostrato se lo strappano, se lo contendono i 2 fratelli, se ce l'ha già abbastanza, per piacere dammelo indietro perché serve a me. Alfonso non glielo dà indietro ancora per un po', se lo tiene e chiede appunto all'intellettuale di corte di fare un ciclo iconografico ispirato esattamente a Filostrato, ed è questo che succede. E negli Andri si fa fare una traduzione da un bizantino, appunto da un greco che stava lì a corte, e c'è la storia che vi ho raccontato prima, appunto, di questa, diciamo così, conversione dell'acqua in vino, anche qua, diciamo così, tema un po' cristologico, da parte di Dioniso, del fatto che tutti appunto i personaggi sono ebbri. Ecco, vorrei dire che in questo tentativo che fanno sempre gli artisti di essere molto puntuali in questa riconversione delle fonti, non c'è nessuna figura di Menade nuda, distesa. Questa è una pura invenzione di Tiziano, questa non c'è. Tiziano appunto ne fa 4 di questi, cioè uno è quello che, diciamo così, che tarocca, diremo oggi, no? Che mette le mani sul festino degli dei, cosiddetto, cioè tramutando un episodio ovidiano molto preciso in un festino degli dei, che è quello appunto che è ora a Washington e che è il festino degli dei appunto così, e con le stesse dimensioni, vedete, ho messo le misure perché vale la pena vederle, sono proprio delle pareti uguali, dei quadri uguali, fa appunto un ciclo, diciamo così, di feste di Venere e Bacco, diciamole così, no? Per cui c'è l'omaggio a Venere, appunto, che è un altro episodio di Filostrato, c'è lo sbarco di Dioniso a Nasso con Arianna, che insieme sta ancora correndo dietro la nave di Teseo, e in alto è già Aurora Boreale, già catasterizzata della costellazione. E poi abbiamo appunto quest'ultimo, che è un quadro veramente incredibile, che è a Madrid, 2 sono a Madrid, una a Londra e una a Washington, e che sono appunto questi 4. Ecco, questo qua ho rifatto anche le dimensioni, come vedete sono pressoché uguali, sono più adattate le pareti ma sono uguali, e come vedete sono gli squarci
E non a caso, tra l'altro, Tiziano interviene anche sul primo per fare, diciamo così, per accompagnare le pareti e fare una specie di stile. Ecco, ognuno di questi episodi, salto appunto le cose, è precisamente tradotto e questo c'è appunto in quello non in quello degli Andri, che è un'altra storia, che è 1.6 che vi ho fatto vedere prima di Filostrato, ma in un altro c'è una descrizione di Arianna che secondo me chiaramente Tiziano usa per mettere una bacchante addormentata e scrive: vedi l'Arianna, anzi il sonno, questo petto è di scoperte in sono all'ombelico e il collo in su disteso alla morbida gola. È lui che traduce Filostrato, ho messo la traduzione qua perché è divertente. La destra la sena tutta discoperta, ma l'altra mano è sopra la veste, preoccupando il vento che non scoprisse in lei qualche parte non licita e disonesta a vedere. Oh quanto è dolce il suo fiato, bacco, e par che sappi de pomi ovvero d'uva, baciala e poi ne lo dirai. Allora, questa è la traduzione di Demetrio Mosco, che fa un po' il greco, un po' il ferrarese, che però sa il greco può tradurre appunto Filostrato, e per cui appunto, diciamo così, nel quadro degli Andri c'è una specie di incrocio tra la storia degli Andri di Filostrato e la storia invece dell'Arianna, che è l'immagine dell'Arianna appunto addormentata che attira appunto l'amore di Dioniso. Eccola qui. E dice appunto non c'è Dioniso ovviamente di là, ma c'è nell'altro quadro, e dice che è un Dioniso stranamente innamorato, no? Dice Filostrato che è molto innamorato, ornandosi Bacco con una veste di porpora, il suo capo con fiori, viene da Arianna come inebriato d'amore. Allora, salto tutto il discorso sui modelli archeologici che alla Tiziano usa sia i modelli letterari, a proposito del discorso che facevamo prima, sia i modelli archeologici disponibili al tempo. Questo rilievo che adesso appunto è a Mosca era a Roma, e per cui molto probabilmente lo vede, perché guardate, un'immagine basculata come vedete, in cui appunto l'Arianna del Bacco Arianna è veramente, diciamo così, riprodotta nella postura, nella posizione, guardate la posizione delle gambe eccetera, sembra proprio nel disegno il modello. Ecco, ma torniamo a noi, perché su questo voglio insistere. C'è una specie di cortocircuito delle varie figure di questi 4 quadri che le lega, i colori, le vesti, delle immagini, delle figure che compaiono in un quadro e in un altro, e poi c'è soprattutto appunto questa ripresa della prima ninfa addormentata, che sarebbe l'Otis o Vesta del dipinto di Bellini, che vedete però come casta, cioè veramente la casta l'Otis, no? Perché Bellini, voglio dire, aveva questo tipo di sobrietà. La figura viene scollacciata, è stato dimostrato da indagini agli infrarossi, viene scollacciata da Tiziano, era bella collata da Bellini e lui la scolaccia, poi ci ripassa sopra perché a Alfonso piaceva di più così, però vedete, più di tanto non riesce a fare. Anche il Priapo che ci sta dietro, cioè che sia un Priapo insomma è un hortorum custos, no? Secondo Ovidio, perché essere un Priapo insomma è una figura, diciamo così, molto molto casta, e tutto il quadro belliniano, nonostante l'intervento, la manina pesante di Tiziano, resta così. Ma guardate la differenza tra un'immagine e l'altra, cioè nella stessa camerino c'è quella ninfa addormentata e questa ninfa addormentata, questa Menade, che è veramente un'immagine di abbandono e di ebbrezza, perché un cortocircuito incredibile di motivi, che però appunto mi piace mettere anche col Puerminge, tutti i significati allegorici, sapienziali, erotici di questa appunto immagine, ma mi piace mettere appunto a paragone, nello stesso contesto, negli stessi anni, pochi anni dopo, la figura di Bellini e la figura appunto di Tiziano, in cui si capisce proprio che c'è, insomma, un cambio anche di paradigma importante. Ecco, dicevo appunto, per cui Filostrato, che è quello che abbiamo detto prima, ma la cosa interessante è che al di là di questa descrizione, che peraltro è molto succinta, diciamo così, molto così, io credo sia indubitabile che il modello iconografico di Tiziano sia la Cleopatra, scoperta da poco, e esibita e riprodotta in tutti i modi, e che è allestita appunto nel cortile del Belvedere dei Musei Vaticani.
un'immagine, come sappiamo, eccolo qua l'armilla, la vedete, no? Il braccialetto, perché viene interpretata per secoli come Cleopatra, che non c'entra niente con un braccialetto normalissimo, come sappiamo, no? Una foggia di braccialetto, di bracciale molto, molto comune, in cui appunto però abbiamo questa Arianna, che è veramente, questa figura, che poi viene identificata come Arianna, che è veramente in un'estasi, ma insieme anche, attenzione, al braccio dell'estasi, anche la postura della malinconia. La mano al volto, che fin dalle fonti antiche e poi soprattutto nella iconografia proprio rinascimentale, diventa il tratto identificante, la figura del malinconico, cioè di quello che ha la melaine colè, cioè un eccesso di bile nera, secondo la teoria degli umori, e perché un eccesso dei 4 umori della teoria ippocratica ha un eccesso di bile nera, e questa bile nera, che è provocata da Saturno, no? I nati sotto Saturno, questo eccesso di bile nera fa sì che la figura sia insieme malinconica, ma anche creativa, poetica, la figura dell'intellettuale, che è insieme malinconico ma creativo, che è estatico ma appunto depresso, la sindrome proprio maniaco-depressiva dell'intellettuale. Come tu sempre mi studenti, appunto siamo tutti qua, grazie, buongiorno. Appunto, proprio questa, diciamo così, doppia valenza dell'eccesso di umor nero, come noto nella teoria ippocratica, ripresa alla grande nel Rinascimento attraverso Marsilio Ficino eccetera, ma anche attraverso altri. In realtà noi siamo una combinazione, ciascuno di noi singolare, dell'equilibrio di 4 umori che sono condizionati da tante cose, anche dalla nostra fisiologia, ma anche dagli influssi esterni, dell'ambiente, astrale, astrologici, astronomici, perché la Luna interferisce, i pianeti anche, eccetera, e in particolare ci sono i nati sotto Saturno che hanno, diciamo così, questa tendenza ad avere l'eccesso di umor nero. Come sappiamo, la medicina ippocratica prevede soltanto che ci sia un tipo di intervento che permette di riequilibrare gli umori. Cioè, l'unica cosa che può fare il medico è farti una buona diagnosi, farti una buona anamnesi, farti una buona diagnosi e poi metterti nel tuo stato di equilibrio, che è tuo e solo tuo, provocando lo sfogo dell'umore in eccesso. Una teoria appunto anche poi che si basa sullo pseudo-Aristotele, sulla medicina poi araba, eccetera, per cui attraverso i salassi, gli emetici, i purganti, eccetera, si riesce a spurgare l'eccesso di umore. E per cui il malinconico in realtà, che attenzione, può essere condannato alla accidia più totale, inattività più totale, e però è l'unico che ha in sé la capacità poetica, creativa, di avere questo umore appunto che gli dà questa capacità di ponderazione, la pesantezza di Saturno, ma anche il genio di Saturno, la malinconia e l'estasi proprio dell'intellettuale. Ecco, questa strana figura appunto di malinconico diventa proprio una figura, diciamo così, su cui investe l'immaginario anche rinascimentale. E Arianna, come posso dire ancora una volta con Warburg, questa Arianna, anche se era chiamata Cleopatra, se non l'avessero trovata l'avrebbero scolpita forse, perché insieme appunto una figura dell'estasi, la mano dietro il volto, e la figura della malinconia, la mano, insieme l'Arianna, il doppio abbandono di Arianna, l'abbandono soggettivo di Arianna che si abbandona all'estasi, ma l'abbandono anche oggettivo dell'Arianna appunto abbandonata. Ecco, faccio notare che Tiziano non soltanto, voglio dire, fa quello che fanno gli artisti, cioè non studia ma capisce, intuisce, e per cui capisce che quella cosa, quell'immagine che è chiamata Cleopatra, gli serve come modello per questa roba qua, ma gli leva la mano malinconica. E vedremo che anche un altro artista, tra 2 slide, fa la stessa cosa, poi in tempi più recenti. Cioè l'artista, senza aver studiato Warburg, senza aver studiato appunto i nostri lavori sulle posture patetiche, sui gesti, eccetera, intuisce qual è la cifra che fa malinconia. Nell'Arianna la cifra che fa malinconia è esattamente appunto non il braccio dietro al capo, ma la mano al volto, e per cui appunto Tiziano la corregge, gliela leva. Succede la stessa cosa con De Chirico. De Chirico fa un lavoro incredibile, perché nelle sue Arianne, nelle sue piazze d'Italia,
mette spesso un'Arianna, come sappiamo, no? Isolata al centro, ma la cosa che mi ha veramente colpito è che questa è un'Arianna con la doppia postura, estasi e malinconia. No, la mano al volto, queste piazze appunto che anche un po' inquietanti, un po' nell'ora del meriggio, per citare un altro quadro di Chicchiano, eccetera, in questa ora del meriggio, in queste piazze appunto d'Italia veramente assurde, l'immagine che campeggia è un'Arianna che tiene insieme queste due valenze, estasi e malinconia. Ma attenzione, quando una di queste Arianne si chiama melanconia, come vedete non ha più il gesto dell'estasi, cioè per il contrario di quello che fa Tiziano. Anche qua gli artisti non hanno bisogno di studiare come noi, no? Come posso dire? Beati loro ci arrivano per via, diciamo così, diretta, ci arrivano direttamente e ci ripropongono quello che è l'engramma di quell'immagine, con l'engramma doppio, estasi e malinconia. Se io devo fare la malinconia, la faccio senza la posa estatica. Ecco, la doppia postura dell'Arianna vaticana, la Menade Arianna senza la mano malinconica, senza la mano al volto malinconica, l'Arianna nella Piazza Italia con tutte e due le posture, che è figura dell'essere e della malinconia, l'Arianna come melanconia, perché ce l'ha scritto sotto, non è che lo stiamo interpretando, che ha soltanto la postura malinconica. Ecco, credo che questo sia veramente proprio il precipitato di queste due tensioni della vita nera o del temperamento degli atti sotto Saturno. E su questo vorrei chiudere, dato che appunto Francesca mi ha anche un po' invitato in questo senso, ricordando il mio lavoro su Warburg, che tra l'altro che non è solo mio, ma di tutto il mio seminario nel Mosine, che è questa cosa meravigliosa, questo gruppo di studiosi che da 20 anni sta studiando queste cose. Vorrei chiudere con una chicca veramente molto preziosa, che ci riporta a quel momento della oscillazione dell'intellettuale, che è quella che abbiamo già letto all'inizio in Nietzsche, no? Quel testo che abbiamo letto di Nietzsche è quel testo meraviglioso, che però è al culmine, è alla fine, è nell'acmè della sua anche potenza poetica e della sua vita. Dopodiché lui, appunto, come sappiamo, ci saranno poi i biglietti della follia, scritti a Arianna, filmati Dioniso, oppure il crocifisso, oppure tutte e due a volte, e poi appunto ci saranno quei 10 anni tremendi in cui veramente, diciamo così, il suo cervello verrà assolutamente, diciamo così, bruciato. Ci sono quelle foto tremende che io non voglio vedere e che invece a Warburg teneva nel suo studio, le foto del Nietzsche impazzito, che per 10 anni sta in un manicomio e che viene, come sappiamo, poi violentato veramente nel senso della sua opera, soprattutto dalla sorella, che ne fa tutt'altro, no? E che fa quella operazione veramente immonda sulla sua opera, che è stata poi riscoperta e riabilitata grazie a studiosi italiani, cioè a Colli e Montinari, soltanto negli anni 60 e 70 del secolo scorso, con il diktat negativo di Einaudi, vorrei ricordiamocelo sempre. Einaudi impedisce che esca l'opera di Nietzsche e da questo nasce Adelphi, ricordiamocelo questo, perché Colli era un autore Einaudi e Einaudi non vuole pubblicare Nietzsche, perché siamo ancora sotto quella, diciamo così, cattiva interpretazione tremenda appunto della sorella Elisabeth, che mette insieme, come sappiamo, libri che non ci sono, tipo La volontà di potenza, e fa dell'abissale profondità e dell'abissale modernità del pensiero di Nietzsche una specie di, diciamo così, antesignano di quello che sarà il pensiero nazionalsocialista, cioè un crimine davvero contro l'umanità, quello di Elisabeth Nietzsche Post. Ecco, dicevo appunto, per tornare appunto in questi momenti liminari, dato che Nietzsche non supera, diciamo così, questo momento, ma si immola veramente il suo pensiero per essere appunto il pensatore del futuro, il pensatore che ancora adesso appunto viene letto, nonostante il suo Zarathustra, come sappiamo, in vita abbia venduto, quando lo fa, 12 copie, ricordiamolo. Ecco, adesso è uno dei libri, come sapete, più venduti al mondo e più noti al mondo, ma succede anche a Van Gogh negli stessi anni, per cui insomma voglio dire, siamo là, cioè essere troppo avanti, no? Essere troppo avanti col pensiero e con il tempo in realtà può provocare questi cortocircuiti anche nella vicenda biografica, che nella vicenda intellettuale è sempre una vicenda pubblica. Il pensiero appunto di Nietzsche non è il pensiero di un filosofo, è il pensiero nostro. Ecco, volevo ricordare invece una storia di
mania, malinconia che finisce bene, che è quella di Adi Warburg, appunto. E finisco con questo, che è una piccola chicca perché è un inedito, è una piccola chicca, è una lettera che Adi Warburg scrive da Kreuzlingen alla moglie Mary Herz e che riguarda Arianna. C'è questo passaggio difficilissimo anche da decrittare, in cui però appunto abbiamo studiato, e che scrive appunto alla Mary Herz: mi chiedo come tutto si dissolva, non posso più uscire dal labirinto, manca Arianna, fehlt Ariadne, e c'è solo un minotauro che sta in agguato. Ecco, questo è il destino dell'intellettuale, non manca Arianna, c'è un minotauro che sta in agguato. Warburg vincerà il minotauro e riuscirà a uscire da questa situazione e a fare negli ultimi anni della sua vita quell'opera meravigliosa che è la biblioteca e l'Atlante Mnemosyne, per cui riuscirà a dare un senso di uscita da questo stato in cui il minotauro sta in agguato. Però questo è uno stato che ci riguarda tutti e sempre. Grazie.